Passiamo adesso alla terza, fase di questa serata, che riguarda la dottoressa Ada Finei, che ci parlerà di vivere secondo natura, dove la sua materia riunisce un po' tutta l'essenza di quello che abbiamo sentito, perché comunque riguarda gli aspetti sia del fisico, della mente e anche del nostro spirito. Sono tre cose collegate tra loro che racchiudono un po' tutto. Passo la parola alla dottoressa. Grazie, buonasera a tutti. Intanto condivido il... È verde? Più vicino? Ok. Condivido il dottor P, quello che stava dicendo prima riguardando il benessere, quindi è una scelta nostra, se vogliamo... Mi sentite? Mi sta un po' strano. Oh, più vicino. Ok, adesso meglio, ecco. Scusate. Quindi benessere, che cos'è benessere? Ben, se dividiamo questa parola in due, ben, stare bene, vivere in serenità, in armonia con se stessi, ma come? Cioè, avere una mente organizzata, spiritualmente, avere una spiritualità e fisicamente. Tutti questi parti che fanno parte di noi sono essenziali, però andiamo a capire un po' la definizione e dopo ritorniamo a questa foto bellissima. Allora, disclosure, che non ci sono interessi, ok. Abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce il benessere un stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale, tenente al raggiungimento e consolidamento del potenziale personale nella società. Esattamente, quindi per vivere in benessere abbiamo bisogno di tutti questi ingredienti. Ma come è possibile raggiungere il benessere? È possibile? Sì. Vivere secondo la natura. Ma attraverso che cosa? Attraverso le pratiche naturopatiche. Perché una volta non c'era ovviamente la scienza, non c'era il medico era il più anziano che dava consigli e si curava in un altro modo. Però andiamo più avanti e ritorniamo dopo su altri punti. Quindi oggi si vive a lungo ma non in salute perché dipendiamo dai farmaci. Questo lo dice anche l'Istituto Nazionale di Statistiche. L'età media si è allungata a circa 83 anni fino a 105 nelle donne, negli uomini sui 90. Ma questo processo sta rallentando secondo Istat. Il prezzo da pagare per allungamento della vita media è l'aumento esposizionale, quindi da 10 a 50 volte rispetto a 100 anni fa, di patologie degenerative. Quindi stiamo parlando che 50 anni fa l'Alzheimer, il cancro, diciamo il cancro quando è nato, quando vediamo più casi di cancro, dopo gli anni 50 con la grande industrializzazione, quando si è stato inserito lo zucchero negli alimenti. Se noi guardiamo adesso in giro, non esiste un alimento confezionato senza lo zucchero, senza le proteine del lattosio, e questi causano delle malattie, non sul momento che oggi mangio una merendina e mi ammalo, no, nel tempo. Quindi il diabete, obesità, Alzheimer, Parkinson, cancro, aterosclerosi, pressione arteriosa alta e delle disabilità. Come abbiamo visto, ci sono tanti fattori che incidono, anche i metalli. Dai 40 anni a sopra i 65 anni gli esseri umani sono prevalentemente dipendenti dai farmaci e dalle tecnologie mediche. Guardiamo anche noi in giro e vediamo anche nelle nostre famiglie. Tutti abbiamo almeno un membro di famiglia che sono sotto i farmaci o dipendenti della sanità. Prevalenza di uso dei farmaci che passa da circa il 50% nei bambini e negli adulti fino ai 50 anni
e oltre il 95% nella popolazione con età superiore ai 74 anni. Si ha in aumento dei consumi che si attestano quindi questa è l'assunzione, la dose definitiva che una persona prende, quindi su 1000 abitanti, tra 282 e 438 persone con la fascia di età tra 40 e 50 anni stanno assumendo farmaci. Oggi si vive di più in media, ma non in salute, non soddisfatti, non in massima felicità. Vorrei anche farvi una domanda: quanti di voi vi sentite soddisfatti o felici ad oggi? In serenità, chi di voi può dire io sono... Guglielmo, sei tu? Eccola, ok. Assumi qualche farmaco? Ecco, anche la signora. No. Perché vi faccio questa domanda? Perché andremo dopo a scoprire cosa diciamo comporta tutti questi sono un po' emozionata, si nota? Okay, andiamo avanti. Allora, ho lasciato anche il link in caso che qualcuno desidera approfondire. Quindi ritorniamo ai nostri alberi. Il benessere è una scelta. Mi piace spesso pensare che l'essere umano è nato con un privilegio. Tutti noi siamo nati con un privilegio e questo privilegio è la libertà di scegliere, di pensare. Quindi, come vedete, ci sono due alberi. Il primo è secco e il secondo è verde, è bellissimo, simbolo di vitalità. Quindi gli alberi rappresentano la vita e la morte attraverso la loro linfa vitale, partendo dalle radici. Gli esseri umani, attraverso l'energia vitale, il respiro o chi e il DNA costruiscono la loro base. Il tronco ben radicato rappresenta il nostro corpo fisico forte, stabile, vitale, e attraverso i rami, le foglie, i fiori e i frutti suggeriscono un essere umano pieno di azione, di costanza, di consapevolezza e spiritualità. Possiamo sottrarre da questa immagine, da un punto di vista metaforico, che l'essere umano ha la possibilità di scegliere soltanto se è consapevole del vero sé. L'albero secco, senza foglie, fa riferimento a un essere fermo, nel comfort zone, continua a nutrirsi, continua a nutrire il proprio corpo con energia negativa, paure, insicurezze, ansia, stile di vita squilibrato. Pertanto così, andando avanti, non ha più voglia di vivere, non ha pace interiore, creando in tal modo confusione mentale, debolezza fisica e infine la malattia. Invece l'albero verde, simbolo della vitalità, energia positiva, gioia, voglia di cambiare in meglio, di mettersi in discussione, apertura mentale, serenità, crescita personale, uscire dal proprio comfort zone. Sì, non è facile. Affronta il dolore con coraggio e costanza, con un pensiero gentile e amorevole verso se stesso e verso gli altri. È proprio così che fa un albero bello, verde, energetico. Però la domanda è: perché il benessere è una scelta? Vi siete mai domandati se è vero che dipende da noi il benessere? Sì, perché ogni mattina, ogni giorno, da quando ci alziamo dal letto finché andiamo a dormire, possiamo scegliere di stare bene attraverso la nostra volontà di scegliere i pensieri che creano le nostre emozioni, che a loro volta creano le loro abitudini sia alimentari che comportamentali, creano le nostre energia positiva o negativa, e anche loro a loro volta svolgono un ruolo cruciale nelle reazioni chimiche nel nostro organismo. Così giorno dopo giorno si costruisce il nostro benessere psicofisico. Vi faccio un esempio concreto, perché sì, parliamo tutti di benessere, però chi vive in prima persona può spiegare un po' di più.
Quindi vi faccio un esempio di me. Nel 2013 ero neomamma per la seconda volta di una bambina di 4 mesi, quando il medico a centro medicina mi ha diagnosticata con cancro all'intestino. Allora io gli chiesi, ok, cosa faccio adesso? E lui mi ha detto, guarda, ci vediamo fra 2 mesi e vediamo come procede. Ok, mi ha dato qualche consiglio di cosa potrei mangiare e basta. Sono andata a casa, sono rimasta un po' male, ho pianto sinceramente, ho lasciato che il marito e i figli sono andati a letto e mi sono sentita sola, perché ho detto cosa faccio adesso? Però mi sono ricordata quello che la mia mamma ha detto una volta: se vuoi qualcosa puoi ottenerla, ma importante che tu vuoi. Ok, ho detto va bene, mi metto in gioco, e quindi avevo 2 opzioni: una, diventare vittima e aspettare compassione dalle persone che mi vogliono bene e credere nel sistema come ha fatto lei ed è morta a 48 anni, o prendo la situazione in mano e vedo cosa posso fare io. Cosa posso fare io? Adesso andiamo a vedere cosa ho fatto io. Ho iniziato a fare le mie ricerche, a fare conoscenza con il mio nemico, a capire con che cosa si nutriva, quindi con l'alimentazione, con i miei pensieri, e sono ritornata a fare attività fisica. Beh, ringrazio anche a questa coppia di ricercatori australiani che mi hanno insegnato, mi hanno inserito nel mondo olistico, ed è proprio qui quando le mie ricerche sono iniziate. E dopo 2 mesi di attesa, sono ritornata dal medico a centro medicina e abbiamo fatto il test 2 volte. Ero negativa, ero felice perché ero vincitrice e non mi sono lasciata nel destino come ha fatto la mia mamma, nella speranza, nel sistema e così via. E ho pensato, così come me, così era mia mamma e altre persone, altre mamme, altre neomame che attraversano un momento così come me e non trovano la soluzione. Quindi ho iniziato a studiare il mondo olistico. Dopo però, scusate, vado su, ok. Mentre studiavo mi sono abbattuto in questa frase meravigliosa. E il nostro collega qui, dottor Pische, può condividere. Il più grande errore nel trattamento delle malattie è che ci sono medici per il cuore e medici per l'anima, anche se le 2 cose non dovrebbero essere separate. E certo, perché noi siamo mente, anima, corpo e ci influenziamo direttamente o indirettamente. Quindi se io mi sento triste, subito penso negativamente e non trovo una soluzione a un problema, inizio a sentirmi triste dentro. E dopo il fisico inizio a avere dei dolori fisici. Questo mi è successo. Allora, quindi il mondo olistico cerca il benessere. Quindi per fortuna dal 2019 anche in Italia abbiamo l'Università Scienze Olistiche, anche se in Germania c'è anche un ospedale dove il mondo scientifico e il mondo olistico si sono uniti, e io penso che si può, perché noi non siamo una cosa sola, non siamo una macchina, siamo delle persone con emozioni, con la nostra storia, ed è normale ammalarsi, è normale stare male, però è importante come guardare il problema. Quindi una definizione delle scienze olistiche: si tratta di un modello antico di approccio globale che fa parte delle... Ma io volevo chiedere intanto, chi conosce questa, medicina alternativa? Qualcuno? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, va bene, allora leggo la definizione. Non ero sicura se la dovevo leggere o no. Quindi è un modello antico di approccio globale che fa parte della medicina alternativa, senza con ciò sostituirsi dalla medicina scientifica, che invece accompagna per aiutarla nell'insieme a raggiungere il benessere psicofisico della persona. Il principio su cui fonda è basato sull'assoluto che il tutto è maggiore dell'insieme delle sue parti.
Di fatto la scienza olistica studia in modo globale e sistemico la realtà che accompagna l'essere, la persona, valutandone le cause senza soffermandosi sui sintomi, perché è questo che succede ad oggi. Hai mal di testa? Ok, prendiamo l'occhi o qualcosa, ma senza pensare, scusa un attimo, oggi ho bevuto un bicchiere di acqua, o come mi sento oggi? Ho avuto una conversazione con la mamma, con il compagno o al lavoro che mi ha disturbato e non ho accettato. E la mia pressione va un po' su ed è normale avere mal di testa. Quindi è importante non soffermarsi al sintomo solo, ma cercare la causa. Si può assumere i punti che hanno in comune il campo della scienza con quella olistica. Quindi ambedue sono multidisciplinari, sono incentrati sull'analisi del comportamento insito nei sistemi complessi, riconoscono il meccanismo legato al feedback esistente tra sistemi quale elemento cruciale volto a comprenderne il comportamento. Quindi l'olismo cerca di correggere la deriva meccanicistica e riduzionista della scienza e della tecnologia, considerando i processi fisici, biologici, psicologici e sociali nelle loro molteplici interazioni. Solo un po' di storia, quindi non vi annoio, e dopo andiamo agli argomenti molto importanti. La scienza moderna, infine, dalle sue origini, ha abbracciato il pensiero di Cartesio e così anche altri dopo di lui. Confermano la dicotomia tra la dimensione psichica e spirituale dalla dimensione materiale. Di fatto le due dimensioni, così divise, sono state indirizzate in maniera da dividere il primo appannaggio della religione e la seconda della scienza. Così facendo si è creato un disordine poiché si considerava il corpo separato dalla psiche, la materia separata dallo spirito e quindi l'uomo separato dalla natura. La conseguenza di ciò ha generato una tecnologia senza anima e una economia senza etnica, e il tutto in nome del progresso e dello sviluppo economico. È quello che anche noi stiamo vivendo oggi. Questo ha fatto sì che venissero sfruttate le risorse naturali del pianeta, devastandone gli ecosistemi e dando nutrimento ai conflitti tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Tutto ciò infondando agli esseri umani un crescente senso di estraniazione da se stessi, dagli altri e dalla natura. È quello che succede con i nostri figli. Non so chi ha adolescenti qui tra 16 e 23 anni, c'è anche un ritardo di maturazione ed è difficile entrare in contatto con proprio figlio ad oggi, perché c'è proprio questa, attraverso i social, attraverso l'informazione che vengono date ai nostri figli, si sentono soli quando loro hanno già la loro famiglia, ma possibile non si sentono, non riescono a entrare in sintonia. Ma vedremo dopo il perché non si riesce a entrare in sintonia. Riassumendo, potremmo dire che questa dicotomia ha creato una biologia priva di concetto di vita, un'evoluzione causale senza intelligenza, una medicina senza anima, una psicologia senza coscienza e una logica economica senza etica. Questa cultura riduzionista tende a rimuovere la coscienza per portare l'essere umano all'assenza interiore e spirituale. Come Darwin diceva, l'essere umano, se perde la spiritualità in quello che lui crede, perde se stesso. È vero. Si è creata una scienza che tendenzialmente interpreta i vari fenomeni nel mondo materialistico, alienando l'uso dell'intelligenza interpretativa nel dividere gli elementi di un sistema complesso per analizzarli e studiarli separatamente in modo frammentato come fossero componenti di una macchina. Ciò non è applicabile ad un sistema vivente, sia esso animale, essere umano o pianeta, in quanto va a generare ripercussioni devastanti. La Terra
diventa esclusivamente materia da usare, foreste da tagliare, depositi da cui estrarre, sfruttamento degli esseri umani, il tutto come fosse componenti di una macchina che deve solamente produrre ricchezza, soldi, reddito e così via, e comodità. Come si può raggiungere il benessere? Vivendo secondo natura, attraverso la naturopatia. Ma per chi è nuovo, la naturopatia studia le scienze ortomolecolari, riferendosi a come il nostro essere si forma, di cosa si nutre, come vengono influenzate le sue scelte. Di fatto il naturopata ha come obiettivo quello di ripristinare il benessere psicofisico della persona. Si basa sulla filosofia olistica che detiene in un modo globale e sistemico di vedere la realtà e che mette a fuoco i punti di incontro più quelli di scontro, le somiglianze più che le differenze, le interconnessioni più che le separazioni. Quindi la naturopatia è una disciplina bionaturale detta all'educazione, prevenzione e benessere della persona, accompagnandola nella ricerca dell'equilibrio e l'armonia, ripristinando il corretto funzionamento fisiologico dell'organismo. Il pensiero fisiologico che ne segue trova spunto dalla concezione di infallibilità della scienza in contrapposizione a quella della ragione. Andiamo più avanti al dunque. Sì, c'è anche Albert Einstein. Ha affermato che la medicina del futuro sarà quella basata su vibrazione. Invece Nikola Tesla diceva: per comprendere l'universo devi pensare in termini di energie, frequenze e vibrazioni. La legge dell'attrazione, che si parla molto nella fisica ad oggi, afferma che l'universo è in continuo movimento e questo movimento è chiamato vibrazione. Anche noi emaniamo vibrazioni e l'universo emana la vibrazione trasmessa. Questo perché la legge dell'energia è che si attrae energie simili. Un esempio: se hai un comportamento negativo, egoistico, incerto, riceverei sotto altre forme la stessa cosa. Ansia, pensieri negativi, depressioni, dolori fisici, malattie e infine ovviamente la malattia. La malattia che cos'è? È un'interruzione energetica. Un altro grande, Gabriel Bernald: il microbo non è niente, è il terreno che conta. Il terreno fa riferimento alla nostra Costituzione. Ma come si forma la nostra Costituzione? Il nostro corpo, il nostro sistema immunitario, da quando si inizia a veramente formarsi? E quali fattori principalmente influiscono direttamente o indirettamente nel nostro benessere e nel nostro equilibrio nella mente, anima e corpo? Allora, non lo so se avete già sentito, 1000 giorni prima della nascita di un neonato e anche altri 1 anno e mezzo dopo la nascita. Questi 1000 giorni influiscono molto perché contribuiscono alla formazione del sistema immunitario del bambino. Però andiamo qui piano giù a vedere, c'è una ricerca di 4 decenni da parte del Genomica Social Human che dice: incontrate nella comprensione delle enziologie multifattoriali delle malattie, delle eterogeneità, degli effetti dei trattamenti individuali. Si è acquisito molto su come gli ambienti fisici, chimici, quello che il dottore diceva prima, e sociali influenzano la salute umana, creando una risposta infiammatoria nel bambino nei primi 1000 giorni e presenti nell'adulto. La risposta infiammatoria causata dallo stress che si è formato nell'adulto verrà trasmesso nell'atto del concepimento al neonascituro e a lui creeranno delle disfunzioni a livello immunitario che li porterà
con sé durante la sua vita affinché lui non prenderà in mano la situazione consapevolmente. A volte pensiamo perché i bambini si ammalano spesso, perché il mio bambino ha il sistema immunitario debole. Ecco, qui c'è un esempio, cosa potrebbe influire. Allora, quindi 1000 giorni di vita si riferisce al concepimento, gravidanza, parto, allattamento, infanzia. È il periodo determinante della vita di un essere per la sua gestione emotiva, la sua capacità che influisce il metabolismo. Però c'è un legame che, da un mio punto di vista, in qualità di mediatore familiare nell'ambito relazionale, c'è un legame dal stile di attaccamento e la malattia, secondo Bowlby. L'obiettivo del sistema dell'attaccamento è quello di regolazione, attivazione e disattivazione, adattamento, non adattamento, capacità di cambiare e valutare l'evento, quindi questo da parte del bambino, pensieri che porta all'azione, espressione del volto, pensieri, comportamenti e sentimenti soggettivi. Secondo Carter, nel 2005, riguardando la funzione biologica del sistema di attaccamento, l'ossitocina, che è l'ormone dell'amore, svolge una funzione sia nell'attaccamento figlio-genitore e nell'attaccamento di coppia sentimentale sessuale. Però si è trovato che è meno presente nei bambini orfani, perché è il legame che io creo con il bambino, quindi il caregiver. Andiamo adesso a capire, quindi il comportamento del genitore e la risposta del bambino. Se io ho un figlio che lo porto all'asilo e inizia a piangere e non vuole proprio e non si stacca mai dalla mia gamba, dovrei domandarmi. Ci sono studi sui comportamenti dei bambini, qui abbiamo 4 che Bowlby ha identificato, quindi quel sicuro, evidente, ambivalente e l'ultimo che è stato scoperto più tardi, disorganizzato. Chi ha voglia, io posso anche condividere questi slide e se li studia, capisco che è tardi per tutti. Andiamo al punto costituzione e fattori genetici. Anche questo contribuisce al benessere del bambino. Il stile di vita, gestione dello stress. Lo stress è una reazione a un stimolo e incapacità di agire. Condizioni ambientali, alimentazione, epigenetica, il pensiero positivo. Barbara Fredrickson, nei studi della mindfulness e psicologia positiva, ha sottolineato l'importanza delle emozioni positive, coltivarli e l'impatto sulla psiche e corpo della persona. In Italia la pratica di mindfulness, che vuol dire la consapevolezza, diciamo lo sentiamo da un paio di anni, non da tanto, ma questa pratica di mindfulness è stato studiato anche da un punto di vista clinico nei soggetti con problemi neurologici. È una tecnica che funziona ad aiutare i bambini e gli adulti a trovare benessere psicofisico. Soddisfazioni personali, altro fattore che influisce il nostro benessere, perché quando io ho una soddisfazione sto bene, ho energia positiva, non sento più i dolori. La spiritualità, le relazioni, se io per esempio non vado d'accordo con un membro della famiglia, io lo risento e inizio a coltivare dentro di me tutta questa rabbia e insoddisfazione e prima o poi esplodo. Quindi ecco, è una domanda. Quindi abbiamo visto tutti questi fattori che influiscono il nostro benessere. Quindi da quando nasciamo è molto importante il rapporto che il genitore madre e padre ha con il futuro bambino neonato. Lo stile di vita alimentare, l'attività fisica è importante, come chi lo fa in base al biotipo, le relazioni sono importanti. Però una volta che noi ci ammaliamo, la domanda è: la malattia genetica o no può regredire senza usare nessun farmaco, però vivere secondo natura? Sì, è possibile. L'ho vissuta su me stessa e oggi
aiuto i miei pazienti, che diventano i miei amici, a raggiungere il loro benessere. Un esempio è il signor Tiziano, di 59 anni, perché a volte le persone dicono: ma cosa, io a 60 anni, cosa vuoi che faccio, cosa vuoi che cambi, io sono abituata a fare questo. No, ho un detto: se vuoi ottenere qualcosa che non hai mai fatto prima, non hai mai avuto prima, dovresti essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto prima. Sognare, costanza e a raggiungere l'obiettivo. Quello che ha fatto Tiziano. Quindi lui a 59 anni, operaio IT, sedentario, mai fatto attività fisica, dopo un incidente in bici a Mestre, dove ha perso la memoria per 14 giorni. In seguito a questo incidente è stato messo in cura per epilessia e la pressione arteriosa alta. Tiziano si è presentato nel mio studio nel 2023, dopo 3 mesi da quando sua moglie per Natale gli ha regalato questo buono di venire nel mio studio a fare soltanto la palestra. E come che sono per dimagrire, quindi pesava 92 kg, adesso pesa 70, mezzo, 71 qualcosa, senza aver fatto la fame, senza prendere pastiglie strane o non so che cosa, no. Io sono un tipo mi piace considerarmi un allenatore del benessere. Sì, sono laureata in scienze ortomolecolari, varie specializzazioni, però per me aiutare le persone a stare bene è quello che mi dà soddisfazione, è la ragione perché io oggi sono qui. Quindi ho creato questo percorso che si chiama Sexy Fit Health Program, perché Tiziano viene nel mio studio e mi dice: guarda, non mi guardo nello specchio da non so quanti anni, faccio fatica a mettermi anche le calze, ok? Ho bisogno di perdere peso. Bene, allora gli ho chiesto: portami tutti, diciamo, gli analisi del sangue che tu hai dal tuo medico e dimmi se hai qualche patologia, qualcosa. E abbiamo fatto un test anche psicologico per capire meglio Tiziano e le sue potenzialità. Allora, Sexy Fit Health Program, perché? A tutti piace essere sexy, giusto? A chi non piace? Però a tutti piace essere in forma, no? Non andare solo dal chirurgo e ti fai l'operazione e siamo sexy, no. Fit. Tutti vogliamo avere una pelle tonica, vogliamo avere una massa muscolare giusta per il nostro fisico, però rimanere in salute, perché alla fine che quello che conta è la salute. La salute non lo puoi comprare, se stai male, devi prendere iniziative. Quindi ho creato questo percorso che include cosa? Percorso di naturopatia attraverso fitoterapia e nutriterapia, mangiare in base al proprio DNA. Fitness, yoga e mindfulness, perché ho notato, visto che lui assumeva delle pastiglie per epilessie, non riusciva a gestire le emozioni. Dopo ho scoperto che aveva una figlia con sindrome Down e quindi sappiamo bene che quando c'è una persona con disabilità, specialmente con disabilità in famiglia, non è facile gestire la situazione. Quindi alla fine del percorso gli ho chiesto al signor Tiziano che cosa ha ottenuto da questo percorso. Sto notando molti miglioramenti psicofisici, ho raggiunto il mio obiettivo e di più, perché il suo obiettivo era solo dimagrire. Sono dimagrito 20,1 kg, oggi a 22. Oggi, che parlava di agosto di anno scorso, pesava 71,9 senza fare la fame o diete strane, perché sinceramente chi ha voglia di fare diete? Ma chi sta in dieta? Mangiare le barrette manca? No, ci piace mangiare il cibo, siamo esseri umani e vogliamo mangiare cibo fatto in casa e fatto bene. Allora, quindi niente diete. Ho acquisito massa muscolare e ho tonificato la mia pelle, quindi 59 anni, quindi non uno da 20 anni che diciamo va in palestra e dimagrisce subito e mette massa muscolare, no? Ho più energia, riesco a gestire meglio lo stress e la rabbia. Ho iniziato a volermi più bene e sento che posso dare di più alla mia famiglia, amici e al lavoro. Perché prima arrivava a casa dal lavoro, alla sera si metteva in divano come tanti di noi, che
che ha un stile di vita squilibrato, ecco, con telefonino in mano o davanti alla TV. Ho iniziato ad appassionarmi al mondo fitness, adesso pratico esercizi, lo yoga e medito. Prima non sapevo nemmeno che cos'era lo yoga e la meditazione. Quando parlo dello yoga, non sto parlando dello yoga, andiamo a fare una classe di yoga, no. Uno yoga studiato per suo caso. Quindi come istruttore di Yoga Alliance ho costruito un altro percorso Yoga Wellness che va a lavorare proprio sul nervo vago. Il nervo vago è il nervo più lungo e gestisce organi, sistemi e apparati. E quando abbiamo quel mal di testa o non vediamo più, ci perdiamo un po' la vista e abbiamo una vita frenetica, dobbiamo domandarci un po' da dove parte. Ci sono anche studi sul nervo vago, quindi gli ho fatto fare degli esercizi alcuni asana, posizioni che va a stimolare il nervo vago. Quindi ho più flessibilità e equilibrio quando devo fare le cose. Mi ricordo prima di iniziare il percorso con Jenny dovevo appoggiarmi al muro per poter togliermi o rimettermi le calze. Alternativa aveva spesso bisogno di sostegno per stare in equilibrio. Avevo paura che fra qualche anno avevo bisogno di un supporto per fare le cose quotidiane. Sì, questo mi fa ridere perché mi dice: Jenny, ma sai, io non voglio arrivare come vedo in viale quei signori che a 64-65 anni spingono il carrello. E lo guardo, ok, questa grinta ti aiuterà molto. E effettivamente l'ha aiutato. Quindi adesso ci prepariamo per la maratona questo anno. Quindi ho più forza fisica e mi sento più confidente con me stesso. Ho trovato uno stile di vita equilibrato, nutrizionale, quindi niente diete, non ha più messo peso, quindi si mantiene sempre ed è passato un anno, ok? No, da agosto, quindi 6 mesi. Insomma, mi sento meglio da quando avevo 40 anni, questo è bello sentirlo. Grazie a questo percorso di benessere, Sexy Fit Healthy Program, creato da Jenny, ho ottenuto dei risultati incredibili. Adesso siete pronti? Quindi la malattia può regredire. Riguardando anche la mia malattia della pressione arteriosa alta e rischio di operazione alla prostata. Allora, io sono una naturopata, ok? Non mi sostituisco a medico, ma ho gli ingredienti naturali che posso aiutare il mio paziente a dove è possibile. Beh, sono riuscita sempre di regredire la malattia. In questo caso pressione arteriosa alta e rischio dell'operazione alla prostata. Il mio medico di base, dopo un periodo di valutazione della pressione arteriosa alta, mi ha dato l'ok per eliminare di tutto le mie pastiglie che prendevo 2 al giorno. E sto parlando di 5 mesi. In 5 mesi lui ha regredito la sua malattia. 5 mesi. Non avrei mai pensato che è possibile eliminare le pastiglie per questa malattia, perché questa malattia ha colpito mio padre, i miei 2 fratelli, e conosco persone che stanno continuando con le pastiglie. Quindi era genetico. Lui quando è venuto da me mi ha detto di questa malattia, diciamo, la pressione alta, non gli ho detto nulla. E lui mi ha visto solo sorridere in senso bello. E lui mi ha chiesto: ma è possibile fare qualcosa? Ho detto no, io non prometto nulla, perché dipende dal paziente, dal suo psiche. Io posso darti gli strumenti, ma il resto fa il paziente, non io. Quindi lui ha eliminato questo. Oggi, che era agosto, come avevo detto all'inizio, i miei valori sono ottimi. Ho migliorato il mio rischio di operarmi alla prostata dal valore 6,60 è passato a 5,35, quindi il suo medico ha detto che va bene. Il colesterolo era alto, quindi sono tutti questi valori suoi da un punto di vista scientifico. Abbiamo tutto qui, quindi colesterolo, glucosio, emoglobina, antigene, perdita di peso. Quindi, e lunedì scorso, con lui mi vedo di lunedì e giovedì, 26 marzo, dopo un anno dall'inizio di questo percorso, spero che a presto, attraverso questo nuovo stile di vita, riesco a togliere anche le pastiglie per epilessia, perché lui sta adesso molto molto meglio, non ha nessun tipo di crisi, riesce a gestire le sue emozioni,
e quindi è andato dal suo medico di base, anche lui le ha confermato che dovrebbe rifarsi l'encefalogramma e rivedere il suo medico specialista, e vediamo cosa succede. Io spero molto che avrà successo anche questa volta, e sono convinta che avrà successo. A luglio rifaccio tutte le analisi per vedere come stanno andando. Oggi ha quasi 60 anni, quindi a luglio lui compie 60 anni, mi sento un uomo felice, pieno di vitalità e in salute. Quindi anche a 60 anni si può ritrovare la vitalità, la forza di vivere, di essere felici. Non è mica se hai 60 anni non puoi... Cosa vuol dire? L'età è solo un numero, il punto è come mi sento dentro e se voglio scegliere a rimettermi in gioco, uscire dal comfort zone, quello che è importante. E il resto, se volete, va bene, sapere il segreto come mai la pressione arteriosa si è abbassata, con un estratto di foglio di oliva, omega 3, e un stile di vita in base al suo DNA. Non ho fatto niente altro, quindi in base a vivere secondo natura. Non abbiamo creato niente in laboratorio chimico, non gli ho dato niente di questo. Adesso, parlando del nervo vago, molte persone a volte dicono che soffrono del mal d'orecchio o sentono un fischio all'interno. Anche questo, diciamo, fa parte del nervo vago. Quindi le ho fatto 2 domande. La mia paziente mi ha detto lunedì scorso, perché lunedì? Perché di lunedì e giovedì faccio solo allenamenti, gli altri giorni dedico alle consulenze. E questa cliente Ilaria viene e mi dice: Jenny, guarda, sono andata dal medico, da Torino, ho fatto le analisi, tutto quanto, e non mi hanno trovato nulla, ma non capisco perché ho questo dolore leggermente qui interno. E io le ho fatto 2 domande. Da 1 a 10, quanto stressata sei adesso, questi ultimi 48 ore, da quando hai questo dolore? Quanto stressata sei? E per caso c'è qualcosa da un punto di vista energetico? Influisce molto. C'è qualcosa nella tua vita che fai finta che non senti? E lei mi ha risposto: è stressata oltre 10. Effettivamente c'è qualcosa nella sua relazione familiare che non va bene. Le ho consigliato di fare un test da me per il nervo vago, dopo le ho consigliato di fare un test per l'infiammazione nell'organismo, perché prima abbiamo parlato dell'infiammazione. Allora, prima di crearsi una malattia si crea un'infiammazione. Io ignoro i sintomi che il mio corpo mi dà, i segnali, finché si forma la malattia. E dopo ci organizziamo. Omega 3 è un ottimo integratore per abbassare l'infiammazione nell'organismo e lavorare sul nervo vago, perché aveva anche problemi con il sonno. Quindi questi sono alcuni esempi come ci possiamo curare secondo natura. Io ho curato il cancro per me stessa, intolleranze alimentari e allergie. Streptococco, la mia figlia per 4 anni prendeva l'antibiotico da settembre fino a luglio perché faceva streptococco. Grazie ai studi, quando studiavo lo yoga, ho messo in pratica su di lei. Quindi da quel momento lei non ha mai più fatto streptococco, perché non era in grado a gestire le sue emozioni, perché andare a scuola, signori miei, è stressante anche per un bambino come noi. Andare a lavoro è stressante, specialmente se tu lavori con tante persone e devi accontentarli, se devi dare il massimo di te stesso, mettiti in competizione. E il bambino la stessa cosa, quindi lui è stressato e se non sa gestire le emozioni, vieni fuori si formano varie patologie. Quindi vivere secondo natura è possibile, è la nostra scelta, la nostra voglia di uscire dal comfort zone. Vi ringrazio stasera. Grazie. Bene. Sì. Bene, ringraziamo innanzitutto tutti voi che avete avuto la pazienza di stare qui con noi. Io vi ringrazio tutti e abbiamo abbracciato un po' il benessere nella sua globalità. Ecco, grazie a tutti.